Abbiamo la possibilità, visto che il tema è quello della rivoluzione, di avere un esperto internazionale di rivoluzione, un vero contestatore. Signore e signori, è arrivato il momento del dottor Domenico Mungo! Perché Sanremo è Sanremo. Domenico, sappiamo che questa sera Domenico, più che venire qui a fare, diciamo, a leggerci qualcosa, vuole fare, che è la parola giusta. è venuto a fare una sorta di installazione. Installo, io notoriamente durante il giorno installo, di notte disinstallo. Ecco, però per iniziare questa installazione, Domenico, lei dovrebbe cortesemente far venire sul microfono Mattia, perché poi se vuole quella sigla che voleva lei. Venga nel microfono, Venga ma qui mi vicino a me, raccomando, un Domenico. po' fuori dal microfono, perché se Venga viene qua, proprio Domenico, nel venga qua, microfono, venga qua, venga qua, venga qua. Mi insemino. mi emoziono. I need money cause I had none. I fought too low and a low one. I fought too low and a low one. Robbing people with a six gun. I fought too low and a low one. I fought too low and a I fought the low and the low one, come cantavano i Clash, anche loro in riva a un fiume come questo, si chiamava Tamigi, ma era uguale, identico al nostro Po. Io stasera vi parlerò di qualcuno che, insomma, la rivoluzione l'ha sempre immaginata, l'ha sempre descritta, l'ha sempre auspicata, e poi dalla rivoluzione è stato masticato e assassinato. Io vorrei entrare in questa situazione declamando invece i versi di un poeta padano che, ahimè, ora ha perso il capo perché poi è stato in Mongolia e ha avuto una svolta mistica, ma all'epoca lui parlava di comunismo e barbarie e la sua Unione Sovietica si chiamava Emilia Romagna e diceva praticamente così: la morte è insopportabile per chi non deve vivere, la morte è insopportabile per chi non riesce a vivere, lode a Mishima e a Mayakovsky, tu devi scomparire anche se non hai voglia, ma puoi contare solo su te. Lode a Mishima. E appunto noi parleremo del grande poeta Vladimir Vladimirovich Mayakovsky, che nacque in un sobborgo del remoto della Russia, a Baghdad, che non è quella Baghdad che viene bombardata dai nostri amici americani, nel 1893, e morì suicida il 30 aprile del 1930 invece nella capitale, Mosca. Vladimir Mayakovsky fin da piccolo ebbe un'esistenza abbastanza tormentata. Ribelle fin dalle prime battute di vita, si trasferì a Mosca, dove iniziò a scrivere e a frequentare anche delle scuole. Fu imprigionato perché faceva attività rivoluzionaria bolscevica e nel famoso 1905, cioè durante la rivoluzione di dicembre, quando la corazzata Potionkin iniziò a sparare contro il porto di San Pietroburgo, il nostro amico poeta fu incarcerato. Iniziò a scrivere delle poesie che, ahimè, andarono perse. E allora a un certo punto il nostro Mayakovsky cresce come artista e come rivoluzionario. E soprattutto che cosa fa? Ha un grandissimo, come dire, malinteso, nel senso che guarda i futuristi, tant'è vero che fonda il movimento cubo-futurista sovietico e scriverà addirittura il manifesto che si intitola Schiaffo al gusto pubblico. Quindi il nostro Mayakovsky già fa qualche cosa di abbastanza interessante e particolare. Dopodiché si iscrive al Partito Comunista Sovietico Bolscevico e fa parte nella gloriosa rivoluzione del 1917 di coloro che assaltano il Palazzo d'Inverno e che sparge le sue liriche rivoluzionarie incendiando le masse. E tant'è vero che egli scriverà queste parole: la nostra marcia, battete sulle piazze il calpestio della rivolta, in alto catene di teste superbe, con la piena del secondo diluvio laveremo la città dei mondi e il toro dei giorni è screziato. Ci pungerà la vespa d'un proiettile, giammai, e nostra arma sono le munizioni e le nostre canzoni. Canta e bevi le gioie e primavera ricolma le vene. Cuore rulla come un tamburo e il nostro cuore è petto di rame e di timballi.
Però poi a un certo punto Majakovskij si rese conto che la rivoluzione iniziava a mangiare i propri figli, perché poi venne Lenin e Lenin iniziò a declamare la nuova politica economica, la NEP, e iniziò a instaurare uno Stato sovietico secondo gli stessi criteri attraverso i quali gli zar avevano edificato il loro potere secolare. E allora questo non andava più bene. E allora Majakovskij scrisse testualmente: partito, esci dalle tue stanze e torna insieme ai tuoi ragazzi di strada. E allora poi a un certo punto il caro Majakovskij iniziò a scrivere di cose invece molto più intime, come dell'amore. E la vera rivoluzione di Majakovskij fu la pena. E in una vaga disperazione il vento si dibatteva disumanamente e gocce di sangue, annerendosi, si gemmavano su labbra d'ardesia. E uscì a isolarsi nella notte e vedova la luna. Questo scriveva Majakovskij quando la disillusione della rivoluzione divenne troppo pesante per lui. E allora a un certo punto, e qui concludo, io credo che la rivoluzione si trasformi in matrigna e che si nutre dei suoi figli migliori, dilaniandoli dentro gli ingranaggi della sua sete di potere e della sconfitta che scaturisce dalla corrosione degli ideali e dalla bieca riproposizione infinita dello stereotipo della bramosia e della menzogna. E Majakovskij quindi vale quanto i figli del conte Ugolino, che per sopravvivere a se stesso si cibava di essi. E allora a un certo punto anche la rivoluzione diventa una nobile aristocratica che si rinchiude in un cupo castello d'avorio striato di sangue nero. Viva la rivoluzione e lode a Majakovskij. Baby, and I feel so bad. I guess my race is run. She's the best girl that I ever read. Well, I fought the low and the low one. I fought the low and the low one. Yeah, I fought the low and the low one. I fought the low and Ehi Santa Barba! Grazie, grazie, grazie.